Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Il presunto boss dell''ndrangheta Antonino Lo Giudice ha deciso di collaborare con la DDA. Lo Giudice, arrestato lo scorso 7 ottobre dalla polizia, si sarebbe accollato la responsabilità di essere l'organizzatore degli attentati alla Procura Generale del 3 gennaio e dal portone dell'abitazione del procuratore generale Salvatore Di Landro, avvenuto nell'agosto scorso. Il boss avrebbe ammesso di aver fatto trovare il bazooka rinvenuto a poche centinaia di metri dal CEDIR. Il comune di Reggio Calabria gode di buona salute, ha solo problemi di cassa, è quanto ha dichiarato il sindaco Giuseppe Raffa in una conferenza stampa sui conti dell'ente, insieme alla dirigente del settore finanze e bilancio Orsola Fallara. Raffa afferma di aver saldato un contenzioso di 48 milioni di euro dal 2002. Ne esistono però anche degli altri con la regione e per l'emergenza rifiuti, che saranno affrontati e risolti. La provincia di Crotone ha stipulato una convenzione per la conciliazione e l'arbitrato alla presenza del presidente nazionale dell'ANPAR Giovanni Pecoraro, del coordinatore regionale Luigi Quintieri e del presidente della provincia Stano Zurlo. L'accordo consentirà non solo di alleggerire le spese dell'ente e ottenere la risoluzione delle proprie controversie in tempi rapidissimi, ma anche a potenziare i servizi nel territorio. Sono 2 i vini calabresi che hanno ottenuto l'assegnazione dei 3 bicchieri dalla nota guida del Gambero Rosso Vini d'Italia 2011. Si tratta del Moscato Passito di Saracena del 2009, prodotto dalle cantine Viola, e del Ciro Rosso Duca di San Felice del 2008, prodotto da Librandi. Per stilare i giudizi, una squadra di 70 degustatori ha girato l'Italia per mesi assaggiando i campioni. Nel pomeriggio di ieri a Palazzo dei Bruzi è stata presentata la 12ª edizione della Scuola Cinema. Il progetto coinvolge più di 2000 studenti cosentini e ha come obiettivo la formazione culturale dei giovani attraverso il cinema, che può essere non solo un momento di intrattenimento ma anche di formazione culturale. Tra i film in cartellone La Pecora Nera di Ascanio Celestini, Niente paura, film con Luciano Ligabue e Il caso Moro di Giuseppe Ferrara. Nella sala giunta della provincia di Cosenza, il presidente Oliverio e l'assessore Corigliano hanno presentato il bando Politica degli affitti, riservato agli studenti iscritti ad un corso di laurea presso l'Unical per l'anno accademico 2010-2011. Gli studenti devono essere residenti nei comuni cosentini e considerati fuori sede, titolari di contratto di locazione a Cosenza e Rende. La provincia erogherà mensilmente il 50% del canone fino ad un massimo di 150 euro. La sala dell'archivio storico del San Giovanni di Catanzaro ha ospitato ieri il primo incontro presenziato da Armando Pagliaro, dirigente dell'11° Dipartimento della Regione Calabria, e rappresentanti delle 41 fondazioni attive sul territorio. All'incontro era presente l'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri, che ha confermato l'impegno di creare una programmazione e un sistema stabile al fine di promuovere e valorizzare quanto il territorio calabrese già possiede. Si è presentato ieri a Catanzaro il maestro Luis Bacalov per ultimare le prove e per concedersi ad un breve incontro con i giornalisti. Per l'occasione sarà riproposto al pubblico l'indimenticabile ritornello del Libertango di Astor Piazzolla. Inevitabile la parentesi del Postino, film con Massimo Troisi, che gli regalò la gioia del premio Oscar. Il regista preferito di Bacalov resta però Federico Fellini, per cui ha composto le musiche della Città delle Donne, dopo la scomparsa di Nino Rota. Si è svolto ieri a Catanzaro il convegno di presentazione del progetto Wild Italia Area Sud. Il Wild è un programma internazionale finanziato dall'Unione Europea nell'ambito delle azioni per lo sport in favore delle pari opportunità nel management sportivo. Nel convegno, cui sono stati invitati rappresentanti di enti e istituzioni dello sport e delle pari opportunità, sono stati presentati obiettivi e azioni dell'iniziativa. Oggi alle 15 scende in campo la Serie B Win per la 10ª giornata del campionato. Impegno casalingo per il Crotone di Menichini, che attende all'uscita il fanalino di coda a Piacenza. Trasferta a Trieste invece per la Regina di Azzori, che occupa la 3ª posizione. Domani toccherà in prima divisione al Cosenza, che dopo la sconfitta interna contro il Benevento cerca di rifarsi ai danni della Nocerina. Turno di riposo per la 2ª divisione.